Eccoci qui questa sera, venerdì 2 febbraio 2018 al White Angel per la serata Talenti Emergenti e stiamo in compagnia di uno dei giurati di questa importante kermesse, chiamiamola così per il territorio. Ciao Angelo! Salve, faccio in primis un saluto a tutti voi della redazione di City News, in particolare all'amico Davide Napoletano, un'amicizia profonda di tanti anni, quindi in tanti eventi non posso dire che non sono presente, quindi sono contento che di questa importante iniziativa qua a Nola, Talenti Emergenti. C'è bisogno di valorizzare i giovani e quindi sono contento che sono tra i giurati, quindi benvengano queste belle iniziative in un momento particolare dove si parla tante di violenza, di baby gang, finalmente un'iniziativa dove si valorizza quello che è il meglio della nostra società. La domanda che ti pongo in questo momento è: tu che giovane eri, già sapevi che poi saresti diventato un artista poliedrico o desideravi fare altro? Vabbè, io da giovane come tutti diciamo sognavo di fare l'attore, Pulcinella, di scrivere qualche libro, di poter stare tra le persone che possono donare un'emozione al pubblico, quindi ancora tuttora io mi sento ancora emergente, non voglio dire che sono un artista a 360 gradi, ma posso dire che ho seminato attraverso la mia passione, attraverso tanti sacrifici, finalmente qualche soddisfazione è arrivata. Non a caso sono vincitore di un Gipponi Festival che ancora tuttora dico come è possibile. È possibile, è quello che è la risposta che darò a tanti giovani stasera. Credete in tutto ciò che volete fare, perché prima o poi se seminate riuscirete ad avere soddisfazione dalla vita. Progetti futuri, adesso sto scrivendo un nuovo libro, ci sarà uno spettacolo interamente dedicato a Pulcinella, un musical e poi il premio Ambasciatore del Sorriso, tanti altri eventi. Prossimamente sarò premiato a Tripalda, il premio San Valentino, vengo dal premio Pulcinella della legalità, dove per un bel po' di tempo ho dovuto diciamo fare un monologo da Pulcinella sulla legalità. Chi meglio di te può consigliare appunto questi giovani stasera? Del resto siamo noi a ringraziare te e non il contrario. Quindi ci ringraziamo a vicenda e diciamo viva i giovani, viva il Nolano, che è una terra di artisti, è una terra dove ci sono tante eccellenze e quindi benvengono e ben che si vedano. Un saluto a tutti voi e bellissima serata. Okay. Grazie mille Angelo.